Bentornati in questo spazio DEM. L'argomento di oggi è un po' ossico, un po' difficile, solitamente comprensibile per lo più agli addetti ai lavori. Oggi ci occupiamo di UTI, Unioni Territoriali Intercomunali. Un argomento, dicevo, difficile che però ci riguarderà direttamente, quindi oggi cercheremo di semplificarlo. Lo facciamo in compagnia di Stefano Ucmar, consigliere regionale. Ecco, buongiorno. Buongiorno a lei. Io dicevo che è un argomento difficile oggi appunto cerchiamo un attimo di semplificarlo. Si tratta di una riforma vera e propria, quindi un procedimento che prevede dei passaggi legislativi ben precisi. A che punto siamo? A che punto è questa riforma? Beh, innanzitutto la riforma va contestualizzata e il contesto è quello nazionale. In Italia sappiamo che siamo un po' in ritardo con le riforme perché ogni volta che vai a cambiare qualcosa provochi dei disagi, delle incomprensioni, dei fastidi e così abbiamo dei ritardi. Però, come sappiamo, le riforme sono più che necessarie perché il debito pubblico sta salendo e il settore pubblico ha a disposizione sempre meno fondi. In Friuli Venezia Giulia abbiamo messo in piedi la riforma degli enti locali che prevede varie fasi. La prima fase è stata l'abolizione delle province. Abbiamo calcolato che le province potessero essere abolite. In fin dei conti tutta la nostra regione è grande come la provincia di Brescia e quindi abbiamo capito che si può farne anche a meno. Abolendo le province, il personale delle province, i funzionari che sono oltre 1000 verranno redistribuiti tra i comuni e le regioni. Siccome c'è il turnover, quindi gli enti pubblici non possono rimpiazzare i funzionari dipendenti che vanno in pensione, oppure è comunque molto difficile rimpiazzarli, i dipendenti delle ex province rimpiazzeranno in parte questi che se ne vanno in pensione e così avremo un grande risparmio che ovviamente non si può calcolare al millimetro, ma è un risparmio che verrà conseguito nei prossimi 5, 6, 6, 7, 8 anni. A seguito dell'istituzione di un'unione appunto di questi territori, qui dove è insediata una minoranza slovena, che cosa si prevede in merito alla lingua di questa minoranza? L'Unione Triestina ha un regime differenziato, in poche parole un regime speciale, sia per il fatto che è composta da 6 comuni, di cui uno molto grande e gli altri 5 abbastanza piccoli, e sia per il fatto della presenza della minoranza linguistica slovena. Questo significa in pratica che sia il comune più grande sia gli altri 5 comuni avranno una maggiore autonomia. I sindaci dei comuni sono stati bravissimi a mettere insieme uno statuto che preveda in qualche modo capra e cavoli, nel senso che il comune più grande non avrà bisogno di applicare integralmente la tutela della minoranza slovena, mentre nei comuni più piccoli la tutela rimarrà invariata. Il comune di San Dorligo in forma di autotutela si è rivolto al Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia, il quale ha sentenziato che questa riforma non tange in nessun modo i diritti della minoranza. Quindi questa riforma si fa per garantire i servizi ai cittadini, per un risparmio economico ed è fatta sia per gli italiani, gli sloveni, i friulani, per tutti coloro che abitano in questa regione. Il personale invece, quello che sarà chiamato ad operare in queste unioni, è un personale proveniente dalle unioni, cioè creato per le unioni o proviene dai comuni? No, proviene dai comuni, in parte proverà anche dalle province abolite e verrà fatto in modo che i cittadini di lingua slovena che ne facciano richiesta abbiano delle risposte anche in lingua slovena, mentre chi non vorrà averle, come accade oggi, per quelli lì non cambierà nulla. Il sindaco, diciamo, in un comune è colui che ha responsabilità in merito alla sicurezza, quindi la polizia locale. Continuerà ad averne o cambierà qualcosa? No, continuerà ad avere le stesse responsabilità che ha ora e anzi le funzioni dei sindaci e dei consigli comunali vengono rafforzate. La riforma viene fatta per i cittadini, per assicurare loro i servizi in maniera aggregata, perché da soli i comuni non ce la fanno.
con questa riforma non abbiamo abolito nessun comune, ma abbiamo dato la garanzia sia ai più grandi sia ai più piccoli di poter esistere e di continuare a lavorare per i cittadini. Le riforme da sempre incutono un po' così di, no, di paura, ma di disorientamento, ecco, proprio perché prevedono delle fasi per arrivare ad esprimersi in toto. Una riforma come questa di unione di territori, in questo territorio soprattutto dove siamo noi oggi a Trieste, comporta che si mettano insieme anche culture diverse, lingue diverse. Ecco. Questa riforma delle UTI va a toccare le identità culturali? No, assolutamente no, per vari motivi. Il primo perché l'Unione Territoriale Intercomunale Triestina ricalca perfettamente i confini dell'ex provincia, quindi da questo punto di vista non cambia alcunché. In secondo luogo perché l'identità culturale non viene assicurata da un'istituzione, viene formata giorno per giorno dalla gente e casomai viene tutelata da apposite leggi dello Stato e della Regione, quindi anche da questo punto di vista non cambia niente. Poi qui a Trieste gli sloveni vivono in maniera compatta in 4 comuni, nel comune di Sant'Orligo d'Olina, Morupino, Sgonico e Duino Aurisina, ma vivono anche nel comune di Trieste. Quello che pochi sanno è che nel comune di Trieste hanno sede le istituzioni scolastiche, bancarie, finanziarie, sportive, culturali, economiche che fanno capo alla minoranza slovena, quindi gli sloveni a Trieste non hanno proprio da temere alcunché e nemmeno tutti gli altri hanno da temere, perché da questo punto di vista non cambia assolutamente niente. Io ringrazio molto il consigliere Stefano Huckmar per averci illustrato oggi questo argomento considerato un po' difficile ma che ci riguarda direttamente. Ringrazio voi per l'ascolto, vi do appuntamento fra 2 settimane, stessa ora, stessa tele.